Come tutte le separazioni, anche quelle che si consumano in politica non sono indolore e lasciano il segno, aprono le ferite, spalancano le porte a contrasti e contrapposizioni. Così si scatenano offensive e reazioni ed è quello che ha provocato la decisione assunta da Giovanni Barbera e compagni di abbandonare il Popolo della Libertà. Dopo la sua lettera aperta ad Angelino Alfano, coordinatore nazionale del partito, oggi si assiste ad un vero e proprio botta e risposta, senza esclusione di colpi, fra l'ex coordinatore cittadino del Popolo della Libertà e il gruppo consiliare di Aula Sollano. I consiglieri Francesco Alfano, Roberto Calì, Fabio Cordova, Alessandro Sollano, Franco Galvano e Carmelo Callari hanno replicato con un'altra lettera che esordisce così: la scelta di Barbera di lasciare il PDL e di voler ripartire con Zambuto ha provocato in noi profonda delusione, poi chiariscono: delusione sì, ma umana, non certo politica, e spiegano le ragioni partendo da lontano. Ricordano l'impegno politico di Barbera, bollato come contorto, iniziato con una lista di estrema sinistra per poi diventare uno dei fondatori di Forza Italia. Successivamente passa all'UDC e aggiungono: per soddisfare le sue aspettative, le sue ambizioni, per approdare nuovamente nel PDL, per andare a sedere comodamente in poltrone come quella di assessore provinciale. Ed ancora il gruppo consiliare, a proposito di poltrone, sottolinea: la folgorazione di Barbera e Soci sulla via di Damasco viene compensata da un posto di assessore, da un posto di revisore dei conti al CUP e da un posto di revisore dei conti al lato GEIS AG2. Infine, un altro passaggio significativo: Alfano, Calì, Cordova, Sollano, Galvano e Caleri scrivono: Barbera oggi dichiara di voler ripartire dal sindaco di Agrigento, dimenticando però le sue aspre critiche nei confronti di Zambuto. Siamo certi che si rammaricherà di avere preso questa decisione, concludono. E la replica non si è fatta attendere, affidata ad un'altra lettera. L'ex coordinatore cittadino del PDL precisa: non sono mai stato candidato con una lista esclusivamente di centro-sinistra, e poi aggiunge: è utile ricordare al consorzio dei pensatori del PDL tutti i passi indietro che ho fatto, consentendo al partito di crescere e di ricambiare i quadri. Mi risulta che sia stato uno dei pochi a dire obbedisco. Giovanni Barbera risponde anche agli altri attacchi: sono pronto a rinunciare agli emolumenti, osserva, dei miei incarichi politici ma soprattutto professionali, se loro rinunceranno pubblicamente ai lauti compensi derivati da attività esclusivamente politica o annessa ad essa. Ci sarebbe da risanare il bilancio comunale e non solo, ironizza Barbera, che chiude la lettera con una soddisfazione. Il livore usato nella lettera dal gruppo consiliare dimostra come il gesto politico di un gruppo di umili volenterosi sia riuscito a smuovere la risposta congiunta di ben 6 consiglieri comunali. In gergo calcistico sono riusciti a fare un bell'autogol. Chissà chi alla fine vincerà questa partita. Sì, perché anche nella propria lettera il gruppo PDL parla di autogol commesso da Barbera. Ai posteri il risultato.